Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Droga ed estorsioni, imponente operazione antimafia a Palermo, 50 persone arrestate, coinvolti i quartieri Noce, Bonagì e Brancaccio, bloccata la riorganizzazione dei clan. A Corleone il commosso saluto a Lucia e Giuseppina, le due bare accanto, unite fino alla fine dopo il gesto estremo della madre che ha ucciso la figlia di Sabia e si è poi tolta la vita impiccandosi. La pista nera sulle stragi del 92 vale 0, così il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca ascoltato in Commissione Nazionale Antimafia. Impietoso il rapporto Agenas sulla sanità, male la Sicilia, 43 strutture bocciate e nemmeno una considerata d'eccellenza. Cambia il sistema di nomina dei manager della sanità siciliana, una commissione di 3 esperti selezionerà gli aspiranti manager già inseriti nell'albo e proporrà una terna di nomi per ciascun ospedale o ASP. Calcio, momento positivo per il Palermo che dopo la vittoria di Empoli pensa già alla sfida di venerdì al Barbera contro la Sampdoria. Il Catania domenica va a Potenza per confermare il primato in classifica, intanto la dirigenza rossazzurra cerca sul mercato soluzioni per rinforzare la rosa decimata dagli infortuni. Bentrovati, apriamo con l'imponente operazione antimafia e antidroga in corso a Palermo, 50 le persone arrestate dalla Polizia di Stato su delega della direzione distrettuale antimafia diretta da Maurizio De Lucia, contestate le accuse di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. È stato svelato il nuovo organigramma della mafia del mandamento della noce e gli affari della droga in mezza città. L'operazione ha coinvolto anche i rioni di Brancaccio e Bonaggia. Sul fronte della droga l'inchiesta che ha portato al blitz ha ricostruito traffici tra Palermo e la Campania con interessi anche a Catania in provincia di Trapani. E a Corleone si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Lucia e Giuseppina. La madre ha ucciso in casa la figlia e poi si è tolta la vita. La celebrazione si è tenuta nella chiesa madre di San Martino. Sentiamo Marco Gullà. L'ultimo saluto a Lucia e Giuseppina nella chiesa madre di Corleone, i funerali delle due donne, madre e figlia, due bare accanto, lacrime e dolore da parte di amici e parenti, c'è incredulità per quanto accaduto, come ci racconta un amico di famiglia. Totò ha fatto l'infermiere qua all'ospedale per 40 anni, un'amicizia, una persona meravigliosa. Non si poteva mai aspettare una cosa del genere? Mai. Lei è morta quando è morto suo marito, perché era suo marito e faceva quello che si sbrigava tutto, le faceva dall'A alla Z. Poi ha avuto un brutto male, 8 mesi aveva che se n'era andato. Il gesto di Lucia è stato inaspettato, senza segnali premonitori, si è abbattuto su questa comunità corleonese, ha detto l'arcivescovo di Monreale, Monsignor Isacchi, che ha officiato la messa. È stato inutile cercare di capirne il perché. Tutti i nostri ragionamenti e calcoli sulle difficoltà, la solitudine, lo stato d'animo, l'assistenza, il sostegno non trovano conferme nella concreta realtà di Lucia e di Giusy. Aveva paura di lasciare sola sua figlia, ci dice un'amica della donna in lacrime. Le bare escono in silenzio, l'ultimo viaggio insieme verso il cimitero del paese. La pista nera sulle stragi del 92 vale 0. Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, ascoltato in Commissione Nazionale Antimafia, Falcone Borsellino, dice sono stati uccisi come concausa dell'inchiesta mafia e appalti. Luca Ciliberti. L'audizione del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca in Commissione Nazionale Antimafia sulle stragi del 92 rischia di segnare una tappa importante nella ricerca della verità sulla morte dei giudici Falcone e Borsellino. Il procuratore De Luca di fatto smonta la pista nera, ovvero l'ipotesi giudiziaria di un coinvolgimento del terrorista neofascista Stefano Delle Chiaie, esponente dell'estrema destra parlamentare, fondatore di Avanguardia Nazionale, nella strage di Via D'Amelio, dicendo senza mezzi termini che questa vale 0 tagliato e di aver perso già abbastanza tempo su questa vicenda. La pista era stata prospettata dall'allora procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, oggi senatore del Movimento 5 Stelle.
È sul filone mafia appalti consegnato alla procura di Palermo dai ROS dei Carabinieri il 16 febbraio 91 che bisogna approfondire. Non capisco lo scetticismo manifestato su questa pista, che ritengo concausa degli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dice il magistrato, che individua due precondizioni: l'isolamento di Falcone e Borsellino e una concausa, la vicenda mafia appalti, come elementi che hanno portato alle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Pur non avendo prove su elementi corruttivi che riguardano Giammanco e Pignatone, aggiunto De Luca, potrebbero aver compiuto comportamenti inopportuni tali da indurre i mafiosi a ritenere che la procura, con l'eccezione di Falcone e Borsellino ritenuti incorruttibili, fosse malleabile e permeabile alla corruzione della criminalità organizzata. Sanità siciliana bocciata, sono 43 in tutto le strutture sanitarie siciliane bocciate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali perché classificate di basso livello. L'Agenzia evidenzia l'alta percentuale in Sicilia di mortalità a 30 giorni da un intervento di bypass aortico coronarico isolato e da un intervento sulle valvole cardiache. In compenso la Sicilia si trova al di sopra della soglia ottimale del 60% per gli interventi di angioplastica coronarica eseguita entro 90 minuti dall'arrivo in ospedale sul paziente con infarto miocardico acuto. Il report evidenzia anche un numero elevato di parti cesarie rispetto alla media nazionale. E adesso parliamo del centro di chirurgia pediatrica di Taormina. È stata annunciata la chiusura e le speranze di una nuova proroga, ma sentiamo Roberta Lunghi. Il 31 dicembre è indiscutibilmente la data della scadenza dell'ultima proroga alla operatività del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La storia degli ultimi anni racconta di un proseguo solo a suon di proroghe, con la spinta verso richieste di deroga a una legge che avrebbe portato la Sicilia a una situazione speculare alla Regione Veneto, e invece ci si ritrova a vivere ancora di attese. Le attese sono relative al rinnovo o a qualsiasi forma di proroga, deroga o qualsiasi comunicazione da parte dell'assessorato. In una nota la UIL di Messina riaccende i riflettori sul versante della consapevolezza della data, oltre la quale senza un atto formale sarebbe chiusura. Un volontario allarme da una parte, ma anche monito e scuotimento all'azione dall'altra. Chiediamo che ci sia immediatamente intanto la proroga che vada oltre il 31 dicembre e poi soprattutto che la nuova rete ospedaliera preveda definitivamente una stabilizzazione del centro di cardiochirurgia pediatrica in maniera tale da dare certezze a migliaia e migliaia di piccoli pazienti, delle loro famiglie e ai lavoratori di questo reparto. Al netto di quanto prometteva la bozza della nuova rete ospedaliera, ancora non approvata e che vedeva il centro taorminese Costola del Civico di Palermo, le interlocuzioni sono ancora in corso. Quello che noi sappiamo è che l'ASP di Messina ha chiesto chiarimenti all'assessorato in merito al continuo delle attività del centro. Dal canto suo il dottore Agati non ha fermato la programmazione delle visite e delle operazioni in urgenza, come l'ultima di pochi giorni fa su una neonata di 600 grammi. La nostra lista d'attesa è basata molto sulle visite ambulatoriali e quello che noi facciamo. Non abbiamo sospeso nessun ricovero. Interpellata, l'assessore regionale Faraoni al momento ci lascia anche lei in attesa di risposta. Via libera alla riforma del sistema di nomina dei manager della sanità. La Giunta lo ha varato ieri pomeriggio. Intanto inizia al rallentatore il percorso della finanziaria regionale all'ARS dopo il vertice di maggioranza, prime schermaglie con le opposizioni. Manlio Viola. Cambia il sistema di nomina dei manager della sanità siciliana. Il presidente della regione lo aveva annunciato e oggi la Giunta ha approvato la nascita di un'alta commissione di 3 esperti che selezioneranno gli aspiranti manager già inseriti nell'albo e proporranno una terna di nomi per ciascun ospedale o ASP. Fra questi la politica poi potrà scegliere. La Giunta di oggi pomeriggio ha anche completato le nomine dei vertici dei consorzi universitari di Trapani e Siracusa e ha avviato la procedura per confermare Angelo Sicali agli ACP di Catania. Intanto partenza al rallentatore per la finanziaria regionale. In una seduta che dura appena 28 minuti salta subito il cronoprogramma che era stato fatto poco prima in conferenza dei capigruppo. Il termine per gli emendamenti, fissato per giovedì alle 18, slitta di mezza giornata, si potranno presentare fino a venerdì 12 alle ore 12. Anche la discussione generale si concluderà soltanto il prossimo lunedì 15 dicembre entro le 17:30. Si entrerà nel vivo della manovra soltanto martedì 16 dicembre per analizzare 134 articoli. L'Aula avrà a disposizione soltanto 8 giorni, 60
se si vuole fare in tempo per Natale. Le opposizioni preparano battaglia, mentre la maggioranza prova a stringere le fila. 2 ore di vertice questa mattina nelle stanze del governo. In finanziaria si cercherà di calare 2 emendamenti da 10 milioni ciascuno per il personale degli enti locali e per l'aumento delle ore degli ex precari PIP. Sul fronte politico la maggioranza separa nettamente la trattazione della legge di stabilità dalle scelte in vista delle elezioni amministrative che vengono delegate a un tavolo istituito appositamente. Il percorso comunque non sarà semplice per la finanziaria. Una manovra nata come snella e composta da 28 articoli, così come uscita dalla Giunta, è arrivata in discussione con 134 in 72 pagine da trattare. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. A Catania, operai della Multiservizi all'opera per ripulire la fontana di Proserpina, dove incivili la utilizzano come pattumiera e persino come dormitorio. Sono state svuotate le vasche, il monumento verrà chiuso in vista del restyling. Tonino De Mana. Centinaia e centinaia di bottiglie, prevalentemente di vetro, cartacce di ogni tipo, resti di cibo, cuscini ed anche televisori. Non è una discarica qualsiasi, ma è quello che si trova dentro la fontana di Proserpina, oggi un autentico monumento al degrado, colpa dei tanti incivili che utilizzano la vasca e il prato circostante per gettare ogni cosa. Davvero un pessimo biglietto da visita per chi arriva in treno a Catania, per non parlare di turisti e pendolari che passano, osservano e si indignano. È brutto farsi riconoscere per questo, perché è una bellissima città con tanta bellissima storia che viene messa spesso in secondo piano. Per questo motivo poi andiamo fuori, perché tendiamo a sminuire quello che abbiamo qui, perché siamo abituati a vedere questo schifo davanti ai nostri occhi tutti i giorni. Operai della Multiservizi all'opera per rimuovere montagne di rifiuti. Nel frattempo si svuota l'enorme vasca da oltre 15.000 litri e a chi, specie sui social, si è lamentato per l'acqua ristagnante, risponde questo operaio della Multiservizi. Se noi togliamo l'acqua, come altre volte è successo 2 o 3 giorni che dobbiamo fare dei lavori, vanno a dormire nella grotta degli chiesti comunitari. Avete capito bene, persino la grotta è stata utilizzata come dormitorio. Ultimato lo svuotamento, la fontana di Proserpina verrà transennata per evitare che dopo qualche ora possa ritrovarsi di nuovo piena di rifiuti e in vista di un sofisticato intervento di restauro programmato in primavera. A Catania continuano anche i controlli e i presidi della Polizia Municipale dopo i blitz dei giorni scorsi in collaborazione con uomini della Polizia di Stato. I controlli straordinari hanno interessato via Playa e ancora una volta via Plebiscito. Sono stati elevati diversi verbali per divieto di sosta, guida senza casco, auto parcheggiate sui marciapiedi. Nel cuore delle Madonie, a Blufi, in provincia di Palermo, ritorna il presepe meccanizzato, uno dei più grandi d'Italia. Vediamo, Desiree Ferlito. Un capolavoro di arte e tradizione nel cuore della Sicilia. Il presepe di Blufi, piccolo borgo sulle Madonie, è un evento unico e suggestivo che attira visitatori da ogni parte dell'isola e non solo. L'inaugurazione della 16ª edizione nel giorno dell'Immacolata ha riscosso come ogni anno grande successo, un appuntamento divenuto tappa del Natale siciliano per molti. Un lavoro artigianale meticoloso ad opera di circa 30 giovani che da mesi dedicano ogni weekend alla costruzione, alla manutenzione e al perfezionamento del presepe e dei suoi personaggi. Fa del presepe di Blufi uno dei più grandi d'Italia. Un'area di circa 80 metri quadrati di proprietà della diocesi di Cefalù. Il presepe artistico riproduce non solo la natività ma anche le ambientazioni naturali tipiche madonite. Gli abiti dei 70 personaggi sono cuciti a mano, tutti raccontano un microcosmo di vita rurale siciliana, riportando alla memoria antichi mestieri e tradizioni. Scenografie, movimenti meccanici, giochi di luci e cicli giorno-notte contribuiscono a creare un effetto unico nel suo genere. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio, momento positivo per il Palermo che dopo la vittoria di Empoli pensa alla sfida di venerdì al Barbera contro la Sampdoria. Marco Gullà.
7 punti in 3 partite, il Palermo si è lasciato alle spalle i nuvoloni di crisi. L'ultima vittoria conquistata sul campo dell'Empoli ha sancito la guarigione dei rosanero, sorridenti anche dopo i risultati di ieri. Il Palermo adesso è a 5 punti dalle 2 capoliste, ovvero Monza e Frosinone. Continuità è quella che cerca Pippo Inzaghi, continuità che passa anche dal match di venerdì sera al Barbera contro la Sampdoria, che viene dal successo contro la Canarese. Un'altra vittoria permetterebbe al Palermo di dare un nuovo scossone alla classifica e provare ad accorciare verso la vetta. La sterzata c'è stata, ma cullarsi sugli allori sarebbe un errore gravissimo. L'obiettivo per il Palermo è sempre la promozione diretta. Poi a gennaio spetterà alla società rosanero fare i suoi passi, ovvero decidendo se rilanciare o meno sul mercato. Il budget è limitato, per i rinforzi pesanti servirà un po' di creatività e qualche cessione, come quella probabile di Brunori. Volata finale del girone d'andata per il Catania, che domenica va a Potenza. La società rossazzurra si sta muovendo anche sul mercato per trovare alternative da dare a Toscano dopo i diversi infortuni che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Francesco Triolo. Il momento di accelerare è quello che vuole fare il Catania prima della sosta casalinga e del giro di boa del campionato. L'ultima giornata ha fatto registrare il rallentamento della Salernitana, ma il Benevento è sempre lì, con i rossazzurri al comando. Potenza fuori casa, l'Atalanta Under 23 a Massimino, sono questi i prossimi 2 appuntamenti davanti al gruppo rossazzurro, che con il trascorrere delle giornate ha acquisito sempre più certezze e consapevolezza dei propri mezzi, dimostrandosi più forte anche delle assenze, tante importanti, che hanno caratterizzato soprattutto l'ultimo periodo. A Potenza Toscano ritroverà Di Tacchio, che ha scontato il turno di squalifica e confida anche nei rientri di Donnarumma e Pieraccini dai rispettivi infortuni. Sarebbero 2 pedine importanti per difese e corsie esterne. Considerato anche che Ierardi non sarà disponibile prima di metà gennaio dopo l'operazione di ernia. La volata di fine anno coincide anche con i primi movimenti in vista della sessione di gennaio del calciomercato, e proprio gli infortuni costringeranno la dirigenza etnea a muoversi per rinforzare la rosa. Visti i tempi lunghi per l'infortunio di Cicerelli, il Catania sta variando Giovanni Bruzzaniti, 25enne fantasista del Pineto, che in questa stagione ha già messo a referto 7 gol e 7 assist. Il giocatore ha già dato il suo gradimento al Catania. Occorre discutere col Pineto, dove c'è già D'Andrea in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe rientrare nell'operazione. Nel mirino del Catania però c'è anche un difensore centrale di esperienza, oltre che un centrocampista che attualmente gioca in Serie B, e infine un laterale sinistro come alternativa a Donnarumma. E il 15 dicembre la torcia olimpica farà tappa a Trapani, inserita nel percorso nazionale di Milano Cortina 2026. La città si prepara ad accogliere uno dei passaggi più attesi del viaggio che accompagnerà il simbolo olimpico. A portare tra i teofori scelti c'è Angela Grignano, la giovane, se vi ricordate, sopravvissuta all'incendio di Trevisa a Parigi nel gennaio del 2019. Angela Grignano ha attraversato negli anni un lungo periodo, un percorso clinico con 10 interventi chirurgici e una riabilitazione complessa che solo recentemente le ha restituito la piena autonomia. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata.